Svolta negli assetti societari dell'Acragas, Roberto Nava ha infatti rotto gli indugi. Domani a Milano l'incontro decisivo dove porterà tutte le necessarie garanzie finanziarie per rilevare le quote di maggioranza dell'Acragas. Nava infatti verserà nelle casse della società 170.000 euro che gli consentiranno di diventare socio di maggioranza del club e soprattutto fornirà le referenze necessarie per subentrare anche nella fideiussione della quale al momento garante Silvio Alessi, che rimarrà insieme a Marcello Giavarini socio di minoranza. Una delicatissima operazione che sta andando in porto grazie al certosino lavoro di mediazione dell'avvocato Enzo Caponnetto. Nava, dopo alcuni mesi di lavoro sotto traccia, ha finalmente accelerato dopo aver capito che rischiava di essere scavalcato da Alessandro Nuccilli, l'imprenditore romano che aveva apertamente chiesto di rilevare l'Acragas. Una buona notizia che dà finalmente un senso al futuro della società agrigentina, reduce sul campo da 7 sconfitte consecutive, l'ultima delle quali con il Catania e con altri 3 punti di penalizzazione in arrivo. Il direttore generale dovrebbe rimanere Enzo Russello e anche la guida tecnica, a meno di sorprese dell'ultima ora, dovrebbe rimanere affidata a Lello Di Napoli. Il programma dei prossimi 3 mesi è quello di resistere fino a gennaio, cercando di non perdere troppo terreno in classifica e rimanere a meno di 8 punti dal penultimo posto, che significherebbe lo stesso fare play-out. Poi dovrebbero arrivare 4-5 elementi in grado di dare maggiore consistenza tecnica alla squadra. Non è ancora chiaro se l'Acragas riuscirà ad ottenere una nuova deroga per giocare i match casalinghi all'Essereto, nonostante la mancanza dell'impianto di illuminazione.